Si ritorna naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera sono insieme a un altro cuore solitario che è in cerca naturalmente di una donna ideale. Ho detto donna ideale perché non posso pronunciare anima gemella. Ora capirete il perché. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Antonello. Antonello. Antonello sei di Mazara, giusto Antonello? Sì, di Mazara. Tu praticamente sei in cerca della tua donna ideale, giusto? Sì. Dico donna ideale, non posso dire anima gemella perché dobbiamo sottolineare che Antonello va cercando una donna non che stia con lui per sempre, giusto Antonello? Esatto. Ma che ci stia una volta ogni tanto così a passatempo, giusto Antonello? Bravo. Come mai Antonello? Ci vuoi spiegare questa tua, praticamente, questo tuo desiderio che porti da tempo? Cioè come mai tu praticamente una donna un po' la vuoi, un po' non la vuoi? Ci vuoi descrivere il tuo carattere com'è? Perché mi piace stare Da solo? Da solo. Cioè tu praticamente la solitudine non la soffri, No. giusto? No. Cioè te la passi bene a stare da solo. Come passi il tempo Antonello? Un tempo lo passo lavorando con Sì. gli amici. Che lavoro fai? Lavoro in un'azienda. In un'azienda qua di Mazara del Vallo. Di Mazara. Tu sei originario di Mazara del Vallo? Sì. Quanti anni c'hai Antonello? Io ho 45. 45 anni, li porti bene? Sei abbastanza giovanile? Sei separato se non sbaglio, eh? Sì. Da molto tempo? Sì, di qui circa 18 anni. E il motivo della separazione è stato proprio questo, cioè che a te piace vivere da solo. Esatto. Tu praticamente adori la solitudine. Anche se c'è un figlio. Anche se c'hai un figlio che sta con la tua ex, Sì. praticamente. Anche con me. Un po' con te e un po' con lei. Esatto. Giustamente un po' all'uno, non fa male a nessuno. Esatto. Dico bene. Va bene, allora. Il figlio di entrambi. Certo. Allora, ascolta Antonello. Parliamo di questa donna che tu praticamente vorresti incontrare e passare del tempo saltuario con lei. Cioè, a che genere di donna tu sei interessato? Cioè, come ti piacciono le donne? Che gli piace uscire, andare in discoteca, divertirsi. Esatto, perché a te piace goderti la vita. Esatto. Solo che appunto tu cerchi questa donna solamente per il divertimento. Non è impegnativa la Esatto. cosa. Praticamente Antonello va cercando una donna che stia con lui solamente saltuariamente, cioè in determinati giorni. E altri giorni Antonello preferisce la solitudine. Sì, perché se ci sono persone che soffrono la solitudine, noi abbiamo Antonello da Mazara del Vallo che non la soffre. Dico bene Antonello? Quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo in una giornata? Cioè l'hobby particolare che tu hai, la cosa che ti piace fare di più? Normale, la vita normale. Lo so, come tipo, tutti gli altri. non so, No, che ma fai? passa- Di particolare che fai? Non so, ti piace camminare a piedi, non so, lunghe passeggiate, adori guardare il mare, non so, la luna, le stelle? No, con gli amici. Con gli amici. Sì, Cioè ti fai passeggiate con gli amici? Con gli Hai amici, la macchina? Sì. scendo, sì, C'è la c'ho patente, anche, c'ho guidi la tranquillamente. Perfetto. La musica ti piace ascoltarla? Molto. Che genere di musica ascolti? Anche house. Anche house! Come Complimenti, sei all'avanguardia allora. Vai in discoteca, sì? Sì. Che genere di, diciamo, quali sono le musiche proprio che a te ti attraggono, proprio ti L'house. rendono L'house. Cioè, appena parliamo di musica house tu ti accendi, ti carichi Mi tutto. piace, sì, come Perfetto, giovane, come perfetto. ragazzi. Va bene. Allora, parliamo dell'età di questa donna. Tu hai 45 anni. Diciamo, partiamo da un'età base. A che genere di donna che abbia una base di età fino ad arrivare sei interessato? Anche una quarantina. Anche una quarantena. Quindi partiamo da una base, cioè se viene una ragazza, non so, di 25 anni, tu l'accetteresti lo stesso? Anche. Sì. Quindi dai 25. Se lei mi accetta. perché Certo, io non devo accettare. logicamente, certo, una cosa giustamente deve essere reciproca. Quindi noi stiamo parlando giustamente di una donna che parta dai 25 anni e arrivi massimo a 50 anni pure? 50 anni no. Se le porta bene, sì. Certo, deve essere Come coordinata. le porto io. Certo, logico. Quindi partiamo dai 25 anni fino ai 50 se si presenta bene, perché giustamente Antonello è qui e se Antonello deve uscire con una ragazza, anche una donna da 50 anni, deve essere una donna, insomma, che si deve saper guardare, dico bene? Esatto. Deve essere all'avanguardia, che gli piacciono le discoteche, dico bene? La musica house soprattutto, che gli piace insomma godersi la vita, dico bene? È Antonello? divertissimo. E divertirsi. Vabbè, allora in questo momento ci sono quelle donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Donne, parlo io dai 25 fino ai 50 anni. Vuoi dare qualche messaggio particolare a loro rivolgendoti alla telecamera? Vai pure, parla. Tutto quello che vuoi dire, di. Che gli devo dire? Vai, parla. Quello che ti senti. Io sono qua. Mi vedete? Chiamate. Perfetto, era un bellissimo messaggio. Piccolo, però tosto. concentrato. Tosto. Amiche telespettatrici,
Ripeto, è qui, Antonello, 45 anni di Mazara del Vallo, va cercando una donna, come dire, aggiornata, giornate sì e giornate no. Per tutte quelle di voi che volessero contattarlo non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Antonello è qua, si sente solo in determinati giorni, altri giorni vuole stare da solo, per cui telefonate. Vi raccomando, Antonello è qui. Ciao ciao da Alberto e ciao anche da Antonello. Ciao ciao, chiamate, chiamate. Oh yeah.